Le donne contano, il progetto nazionale del Soroptimist Club di Agrigento ieri sera ha segnato una nuova tappa del suo cammino. Presente la presidente nazionale del comitato estensione Jana Simpanen, nel corso di un'affollata assemblea, la presidente Margherita Trupiano ha presentato i partner del progetto. La nostra alfabetizzazione finanziaria è diretta da donne in condizioni di fragilità. Ha spiegato, ha voluto coinvolgere le istituzioni e le associazioni. Il protocollo d'intesa nazionale firmato con Banca d'Italia ha visto la presenza della direttrice della Banca d'Italia di Agrigento, Rosalinda Di Spinzeri. Una formazione che erogeremo ad ampio raggio, seppur in forma semplice. Per questo al nostro fianco c'è anche la Di Consum con la responsabile provinciale Elenia Capodici e naturalmente il Soroptimist, che opererà tramite la socia Maria Picone, docente, avvocato, esperta in materia di finanza. Dall'altra parte ci saranno i soggetti da formare, saranno gli ospiti dell'associazione Grotte Solidale che gestisce donne vittime di violenza e quelli dell'associazione culturale Aquarinto, presente alla serata per l'occasione la coordinatrice Sai Comitini Annalisa Tornabè, che metterà a disposizione donne migranti e il progetto prenderà l'avvio a gennaio. Durante il corso della cerimonia abbiamo registrato l'investitura di 3 nuove socie, afferma la Presidente, che involtiscono la nostra già preziosa e nutrita schiera di importanti donne delle professioni. La docente Giada Attanasio, il dirigente scolastico Giussi Gugliotta, l'imprenditrice Florinda Saieva. Abbiamo approfittato per unire 2 momenti, quello dell'ingresso di 3 nuove socie e unitamente a questo momento che per noi è importantissimo per la vita del club, anche le donne contano. In fondo un modo per dimostrare come le donne contano è il progetto di alfabetizzazione finanziaria che fa ancora un passo avanti. Questa sera abbiamo presentato i nostri partner, Banca d'Italia, Di Consum, il Soroptimist naturalmente, le 2 associazioni Grotte Solidale e Aquarinto che saranno con noi a condurre questo progetto. Da un lato i formatori, dall'altro i formati. È un bellissimo progetto che parla ovviamente non di donne ma che parla alle donne, specialmente donne che sono vittime di violenza, donne che hanno comunque vengono considerate magari dalla società emarginate. Quindi vorremmo dare quel know-how necessario per un approccio, un utilizzo degli strumenti finanziari che possono essere un'applicazione di un istituto di credito, una carta di credito, una carta prepagata ad esempio, necessaria per gestire le proprie risorse e magari anche per poter programmare investimenti sui propri risparmi. È necessario ovviamente avere una conoscenza, quella cosiddetta alfabetizzazione finanziaria, che consente ovviamente un utilizzo consapevole per fare in modo appunto che le donne possano essere indipendenti nella gestione delle proprie risorse finanziarie. Banca d'Italia è impegnata da tanti anni nel campo dell'educazione finanziaria e quindi ha accolto con piacere questo invito che poi ci consentirà di raggiungere donne fragili nel territorio argentino. Perché l'abbiamo cambiata? L'abbiamo accolto veramente con grande piacere, speriamo appunto di rendere un servizio al territorio. Assolutamente sì, è stata una serata conviviale, una serata estiva ma arricchita dall'ingresso delle nuove socie che ovviamente voglio sottolineare in quanto Presidente del Comitato Estensione dell'Unione Italiana, ma anche una serata che è la presentazione del progetto Le Donne Contano con un protocollo d'intesa che il Soroptimist International Italia ha firmato già nel 2020 con l'allora Presidente Marilena Coppola e che è un progetto in continuità, tant'è che trova la sua messa in opera, la sua messa in pratica sul nostro territorio proprio quest'anno con la presidenza della nostra Margherita Trupiano, quindi dei partner molto importanti che stasera hanno dialogato con noi e presentato la loro parte nel nostro progetto, quindi una serata davvero ricca e importante e riprendiamo poi ad ottobre con la fattiva operatività di questo progetto. Ringraziamo l'associazione per questa opportunità che darà alle nostre donne di partecipare a questa iniziativa Le Donne Contano, affinché anche le nostre donne rifugiate possano avere quelle informazioni utili per raggiungere la totale integrazione nel territorio. Azioni così vanno condivise, pubblicizzate, perché davvero rendono migliore l'integrazione per i nostri ospiti.